le tante persone che lo hanno conosciuto, soprattutto i suoi allenatori, e poi vi ricordo anche che il suo cuore sarà analizzato dal laboratorio di anatomia patologica dell'Università di Padova, diretto dalla dottoressa Cristina Basso, e sicuramente queste analisi aiuteranno i cuori di tanti altri piccoli atleti per scoprire che cosa non ha funzionato. Vi ricordo anche che i funerali di Carlo Alberto saranno domani alla Basilica del Santo. Di Carlo Alberto continuiamo a parlare, ma lo facciamo con un altro ospite, con la psicologa dello sport, membro della consulta ovviamente della psicologia dello sport, la dottoressa Marcella Bonus. Marcella, buongiorno. Buongiorno a lei. Grazie per essere qui con noi. Allora, noi l'abbiamo invitata in qualche modo perché la storia di Carlo Alberto Conte ha lasciato nello sgomento in tanti, soprattutto tante famiglie che avvicinano i loro figli allo sport, anche in qualche modo all'agonismo, e affidano i loro figli ai vari medici per le visite mediche, i vari step, e poi una notizia come questa lascia davvero sgomenti. Allora, partiamo da qui. Sì, questa è sicuramente una notizia che lascia sgomenti tutti, sono quelle notizie che non vorremmo mai venire a conoscenza, mai leggere, ma però purtroppo questo accade. Però proprio in questo momento di incertezza è anche importante mettere un po' di ordine, cercare anche di capire l'importanza che lo sport in questo momento sociale soprattutto riveste per i nostri giovani, sia per quello che stanno passando, quindi immaginiamo il Covid, immaginiamo il lockdown, le restrizioni che hanno, quindi una perdita inevitabilmente che i ragazzi hanno avuto dei loro ritmi quotidiani, dei loro affetti, dei punti di riferimento anche educativi, immaginiamo la scuola, la DAD, è un aumento esponenziale di quelle che sono le tecnologie e i media. Invece lo sport è importante, è importantissimo, e ce lo dicono anche i genitori con l'impegno che danno e che dedicano ai propri figli nel cercare di organizzare le dinamiche familiari e portarli a fare sport tutti i giorni. Ci sono tre aspetti importantissimi dello sport che secondo me vanno valutati. Il primo è la multidisciplinarietà, quindi l'importanza che i bambini facciano il più possibile più sport, più attività motoria, perché questa è la via che poi li porta anche ad avere un ampio bagaglio motorio, esperienziale, ma vediamo anche emotivo, cognitivo e sociale e relazionale. Il secondo aspetto è quello della gradualità. Se noi chiediamo a un bambino che cosa gli piace fare, lui dice io voglio giocare. Se poi però glielo chiediamo un po' più avanti dice vediamo chi arriva primo. Quindi c'è una gradualità che passa dal gioco allo sport, e questa necessariamente però deve tenere presente dei tempi di sviluppo, di apprendimento di ogni singolo bambino. E il terzo, che è un aspetto molto delicato, è quello della qualità degli allenatori. Gli allenatori devono comunque comprendere che non sono solo allenatori nel senso tecnico e tattico, ma anche devono essere degli educatori e devono essere dei formatori. Il passaggio dallo sport, diciamo, come un modello di vita importante per la crescita, all'agonismo, poi come avviene? Anche qui tutto il passaggio legato dal punto di vista medico e sanitario, no? Che cosa si deve fare, ma anche mentale. Lei come psicologa dello sport ce lo può raccontare? Sì. Allora, questa è una domanda che spesso i genitori mi fanno, no? Come se si dovesse scegliere uno sport agonistico o non agonistico. Lo sport è agonismo, l'essere umano è un essere agonista, perché se probabilmente non fossimo stati agonisti saremmo ancora al periodo della pietra fondamentalmente. L'essere umano ama fare sport e i bambini amano farlo, perché c'è un certo punto che dicono vediamo chi arriva primo, o è asino chi arriva per ultimo, quindi è insito nell'essere umano. Il problema è come l'agonismo viene vissuto, come noi adulti glielo facciamo vivere. Dobbiamo lavorare soprattutto in una fase di educazione e di prevenzione, dobbiamo insegnargli ad autoregolare tutti quelli che sono gli stati emotivi che l'esperienza sportiva permette di far vivere ai nostri figli, e dobbiamo soprattutto cercare di parlare di un agonismo consapevole, che è un agonismo che non veicola solo e unicamente il valore della vittoria, ma veicola in tantissimi altri valori, e poi mette l'attenzione sul miglioramento di se stessi. Perché, come dice anche una canzone, 1 su 1000 ce la fa, è solo uno che alla fine riuscirà a vincere. Quindi lo sport giovanile presumiamo e speriamo che
che abbia proprio come obiettivo quello del miglioramento e del superamento di se stesso, per cercare di tirare fuori tutti quelli che poi sono i talenti dei nostri ragazzi. Qui è importante il ruolo dell'allenatore, no? E qui è importante il ruolo dell'allenatore, è importante anche il ruolo che lo psicologo dello sport ha in questo caso, perché è importantissimo cercare di formare gli allenatori sul loro ruolo, perché questi sono poi quelli che accompagnano i nostri figli durante il percorso di crescita. Immaginiamo che un ragazzino entra in una società sportiva verso i 5-6 anni ed esce comunque con la maturità, quindi verso i 18-19 anni. E quindi questa è una fase importante dove noi, psicologi dello sport, dobbiamo veramente cercare di lavorare e cercare di fare cultura. A livello psicologico, no? È importante, e poi adesso le chiedo di elaborare un po' questo mio ragionamento, perché molti di questi ragazzi affrontano delle visite mediche come quella che Carlo Alberto ha fatto, e a volte una visita medica può rilevare qualcosa che non va, e quindi un limite fisico, il cuore piuttosto che le articolazioni, che dirà a questo bambino: no, tu non potrai arrivare fino a quel risultato lì, tu non lo potrai fare. Ecco, come si affronta questo, come si può affrontare, no, un limite di questo tipo quando si è giovani, bambini, adolescenti? Beh, intanto c'è un bellissimo saggio che consiglio, che è scritto da un francese, Henri Laborie, che parla proprio di come l'accettazione del limite umano, perché noi siamo comunque esseri umani, è un compito importante a livello sportivo. Quindi ci sono quei limiti che noi siamo in grado di riconoscere, che quindi possiamo in qualche modo superare attraverso la fatica, l'impegno, la perseveranza, la sconfitta anche, e quelli che invece sono dei limiti che noi dobbiamo imparare ad accettare, perché fanno parte della nostra fragilità. Ecco, l'importante anche è accompagnare il ragazzo in questa fase qua. Capita a livello giovanile, capita anche a livello alto livello sportivo, e quindi non so che cosa sia meglio, tra virgolette. Certo è che bisogna che a fianco di questi giovani atleti ci siano degli esperti in grado di aiutare i propri ragazzi all'accettazione di quelli che sono dei limiti naturali dell'essere umano. Poi ci sono anche dei limiti invece che però si devono superare, ad esempio per diventare campioni. Io so che lei ha seguito molti campioni che sono stati a Tokyo, quindi lei ha lavorato, no, sulle paure probabilmente, no, di non farcela. Anche qui, allora, quali tasti, ovviamente è un po' riduttivo pensare di poterlo spiegare qui, ma quali tasti si toccano? Beh, si toccano fondamentalmente i tasti della fragilità dell'essere umano, perché prima di salire su un blocco di partenza piuttosto che su una pedana, il cuore batte per tutti, batte per il ragazzino alle sue prime armi e batte per gli atleti di alto livello. Come psicologi dello sport noi lavoriamo con dei programmi proprio di preparazione mentale attraverso dei modelli e delle strategie che aiutano gli atleti ad affrontare quella gara che per loro è la gara della vita nel miglior modo possibile, mettendo sempre però l'attenzione su quello che è il concetto di benessere. Ecco, un concetto che deve passare, che è importante, che ci occupiamo sì della prestazione, quindi aiutiamo inevitabilmente gli atleti a perseguire quelli che sono i loro sogni, ma noi dobbiamo sempre avere un occhio attento a quello che è il benessere dell'atleta, e quindi anche lì ad accettare quelli che sono i limiti, a non andare oltre, perché se l'unico obiettivo dello sport è quello della vittoria, e quando questa non arriva inevitabilmente poi abbiamo anche dei problemi a livello di benessere. Questo lo sport adesso ce lo sta dicendo, un periodo per esempio che nel calcio stanno uscendo ogni giorno notizie sul malessere di tanti sportivi, e quindi come psicologi dello sport noi dobbiamo avere questo come primo obiettivo. Ecco, dal punto di vista dell'accompagnamento allora di un giovane atleta fino insomma a dei livelli più alti, secondo lei, dietro le quinte in qualche modo in questi giorni quando ci siamo sentiti, io ho parlato di visite mediche accennando un po' a Carlo Alberto, lei ha detto insomma sono visite mediche che a volte i genitori storgono il naso per far fare, sono quei soldi di visita che vengono fatti.
E poi adesso scopriamo invece quanto importante può essere. È importante, importantissimo la prevenzione e l'attenzione alla salute e il benessere. Molte volte è meglio fermare un attimo il ragazzo, fare tutti gli accertamenti possibili, spendere proprio del tempo dietro un qualcosa che sembra che magari non vada, invece poi molte volte ci allarmiamo quando purtroppo invece poi le situazioni diventano sicuramente più rischiose. Quindi è importante dedicare del tempo a quello che è tutto il discorso del benessere, quello sì, che può essere molte volte un benessere fisico, certo, molte volte può essere un benessere più mentale, quindi affettivo, cognitivo, relazionale, quindi in questo noi dobbiamo fare molta ma molta attenzione. Quanto il Covid secondo lei ha pesato proprio in questo aspetto qui? Molto. Secondo me tantissimo. Tantissimo, perché ha allontanato comunque tutti i ragazzi da quella che era la loro quotidianità e li ha privati anche di quelle che erano le loro routine. Quindi tornare da scuola, mangiare, andare a fare sport, tornare, li ha allontanati dagli affetti. Ricordiamoci che lo sport proprio è un caleidoscopio delle emozioni. Diciamo che è una delle esperienze che permette maggiormente ai ragazzi di provare delle emozioni. Li ha allontanati un po' da tutto il suo mondo e infatti la mia preoccupazione, e adesso è quello che io spesso dico ai genitori, tiriamo fuori i ragazzi dai divani, perché loro un po' adesso si sono abituati a questo loro mondo virtuale anche per necessità di famiglie, e accompagniamoli al far sport, non abbiamo paura. Tantissime società sono rigide nel protocollo del Covid, cioè c'è tanta attenzione da parte delle società. Dobbiamo solo avere come genitore, lo dico anche, la fiducia, dare la fiducia alle società. A questo proposito infatti mi collego ad una notizia che mi è venuta in mente, abbiamo dato in questi giorni, e tutto il mondo legato alle piscine, alle palestre è in grandissima sofferenza, soprattutto il mondo delle piscine, addirittura si pensa di chiudere perché non ci stanno dietro, nel senso che a causa anche delle regole legate alle quarantene ci sono bambini, ragazzi che non possono frequentare solo perché in classe hanno avuto un contatto, quindi non perché siano positivi, però da qui è una reazione a catena e il mondo dello sport è rimasto orfano dei suoi piccoli atleti e ci sono tante società che sono proprio in crisi. Anche qui forse ci dovrebbe essere un'attenzione in più da parte di... Sì, ci dovrebbe essere un'attenzione in più, io mi permetto di dire anche da parte delle federazioni, per aiutare queste società. Noi psicologi tante volte facciamo proprio, io stesso ho fatto tanta formazione per tranquillizzare, per mettere proprio ordine anche nelle famiglie di quella che è l'importanza e di quanto le società sportive sempre più sono attente a questo. Bisogna un po' uscire però anche da questa paura, se no rischiamo anche di tenere dentro i nostri figli, contaminandoli di quella che è la nostra paura. Invece i ragazzi hanno bisogno di uscire, di ritrovare le loro routine, i loro compagni di gioco, le loro emozioni quando giocano, la rabbia, la delusione, perché fondamentalmente questo è un po' quello che c'è proprio bisogno per i nostri ragazzi. E torniamo un po' al concetto di modello di crescita. Quale modello di crescita vogliamo sposare? Un modello di crescita che io tante volte definisco un po' che è quello dell'orto dei nostri nonni, dove si coltivavano frutta, verdura e si aveva cura di questo. E dovevamo essere attenti magari a non ammalarsi, bisognava sapere il tempo com'era. Però poi quando c'era il raccolto era un qualcosa che era pieno anche di tutto quello che i nostri nonni avevano messo in questo. Ecco, io penso che piuttosto che avere l'ideale del supermercato dove si va e si può comprare di tutto in velocità, io penso che lo sport debba proprio fornire questo modello qua, un modello della cura per se stessi, un modello che porta fondamentalmente i ragazzi a crescere e a sviluppare tutte quelle abilità che si stanno perdendo, che sono quelle dello spirito di sacrificio, della determinazione, della fatica, del coraggio, perché poi sono queste le qualità indispensabili per diventare un felice adulto e un buon cittadino. Certo. In ultimissima battuta, prima di congedarci, le chiedo, tante persone che hanno appunto visto e assistito a questa tragica notizia della morte del dodicenne, soprattutto le famiglie possono essere spaventate, no? Di fronte alle incognite, no? La vulnerabilità del nostro corpo, e quindi forse
aver pensato di fare anche un passo indietro nel chiedere ai propri figli sport, sforzi fisici di un certo tipo, che cosa si sente di dire? Cioè se in qualche modo può essere nata una forma di ansia nei confronti dello sport come qualcosa che può chiedere troppo ai nostri figli, lei che cosa si sente di dire? Sì, lo sport può chiedere troppo, però dipende come lo sport viene veicolato dagli adulti, e qui torniamo un po' insomma alle società e al ruolo degli allenatori. Io penso che bisogna fortificarsi, bisogna trovare fondamentalmente quelle tossine dentro che ci aiutano e che ci permettono anche in qualche modo poi di diventare forti, sia fisicamente che mentalmente, quindi di non avere paura, di affidare i ragazzi alle società sportive, di osservarli, di essere un passo indietro i propri figli e mai avanti, e cercare di dare fiducia e speranza, perché questi ragazzi hanno proprio bisogno di fiducia e di speranza per poter crescere. Grazie, e grazie a Marcella Bonus, perché insomma, è un messaggio importante che in qualche modo volevamo lanciare. Poi noi ci siamo sentite perché appunto lei ci ha raccontato di Jimbo, di Jacobs, insomma lei li conosce molto bene, e insomma anche i loro successi, no? Perché poi Jacobs quando è mancato Carlo Alberto ha anche scritto una